che questo Consiglio Comunale e le forze sociali e politiche di Mira devono prendere posizione una volta per tutte affinché venga ripristinata, in primis, la fornitura dell'acqua e dei servizi essenziali alla palazzina di via Borromini numero 7. Non è accettabile che il Consiglio Comunale continui a tacere su questi atti disumani. Che sia fatta assegnazione di tutti gli appartamenti di via Borromini 7 a famiglie come quelle degli occupanti che vivono nel disagio economico, senza distinzione alcuna di cittadinanza per i residenti di Mira e della Riviera del Brenta. Che sia stigmatizzata e limita la delega che dei servizi sociali alla responsabile dottoressa Spizzato si è chiesto di togliere i figli a una famiglia di occupanti in via Borromini, insomma questa deve andarsene. Che sia censurata la